Assessore San Casciani, un'altra mostra di prestigio alla Rocca Dobrandesca di Piancastagnaio. Agosto però ci sono artisti internazionali. Artisti internazionali che vengono da Cuba. Non posso dire tutti i nomi perché non li so dire. So solo che sono tanti. I quadri sono coloratissimi. Io li ho visti in anteprima perché il curatore Valentino Giglioni me li ha portati su tele e io ho immaginato che queste tele colorate, questi quadri colorati sarebbero stati benissimo all'interno della nostra rocca. E accompagneremo tutta la mostra anche con musiche cubane durante il periodo della mostra, tutto il mese d'agosto. Quindi i turisti, i visitatori, i cittadini che verranno entreranno quasi in un'isola, no? Sì. D'altronde la Miata è chiamata anche l'isola sul terraferma, per cui... Un'isola colorata e piena di luce. Un'estate ricca di appuntamenti culturali, non solo arte all'interno della Rocca, però tanti libri, no? Vengono presentati durante tutto il periodo estivo e tante altre iniziative. Però so che lei tiene particolarmente anche al discorso culturale, nel senso proprio librario. Allora, un libro dietro l'altro. Ci sono già state la presentazione di 3 libri che sono andati benissimo. Sabato pomeriggio, location Le Fonti, ci sarà la presentazione del libro di una scrittrice di Piancastagnaio. Per seguire il 12 ci sarà un altro scrittore di Piancastagnaio che la prima è Silvana Traversi, mentre il secondo è Antonio Rossetti che ha scritto un libro molto impegnativo e filosofico e lui lo presenterà invece in biblioteca sabato prossimo. Oltre a questo, che ti dico, nel mezzo della settimana ci sarà un piccolo congresso molto interessante sull'alimentazione e insomma via dicendo, arrivando fino al palio. Certo. E poi si prosegue. Ma soprattutto c'è la riscoperta di angoli del centro storico, sono stati anche rivalutati, sono fatti dei restauri, parliamo delle fonti di Borgo, però si stanno scoprendo sempre nella contrada di Borgo altri angoli. La Piazzolaccia. La così chiamata Piazzolaccia. Lì ci sarà un concerto con musicisti anche di Piancastagnaio. Sì, questa è un'idea che ci è scaturita con i turisti tedeschi, il gruppo di turisti tedeschi che vengono nelle nostre campagne, anzi nella nostra montagna da diversi anni, avevano piacere di confrontarsi con la scuola di musica di Piancastagnaio e quindi con Vanio, che è il direttore, abbiamo deciso di fare questo concerto, penso parecchio particolare anche appunto come hai detto te dove è ubicato, nella Piazzolaccia, il giorno dopo il palio, 19 d'agosto. In bocca al lupo per la mostra. Grazie, Buona grazie giornata. a te.